Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve, salve, benvenuti a tutti, benvenuti, grazie di essere qui con me per una nuova live che riguarderà un'installazione di un diciamo vecchio sistema operativo, anche se vecchio poi vedremo insieme non è. Diciamo è una live della serie installiamo insieme, insieme a sfogliamo insieme. Mi sono inventato anche quest'altro format che ho voluto chiamare installiamo insieme, quindi andiamo ad installare quello che diciamo si vuole passare per Windows 95 nel 2025. Sono passati tanti anni dall'uscita sul mercato di questo primo sistema operativo della Microsoft. Come sapete voi, io vado tutto a memoria, non mi documento di niente. Prima di fare queste live l'unica cosa che faccio, ecco, è mettere un po' di qualcosa qui sul tavolo, ma poi sono sempre per adesso sono sempre le stesse cose, perché dobbiamo recuperare un po' di sfogliamo insieme e dobbiamo andare a vedere un po' di riviste, sia per quanto riguarda cartoni animati, anime, manga, sia per quanto riguarda Passione Amica. Ci sono una decina di numeri ancora di cui dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di questa rivista. Dobbiamo fare lo sfogliamo insieme anche di riviste di retro computing edite da Spray Editori. Insomma, abbiamo parecchia carne al fuoco durante questa estate, senza contare un altro format che mi sono inventato e che però vedremo più avanti. Ancora non vi svelo neanche il nome, però diciamo cercherò anche durante questa settimana di fare almeno una prima live, una live introduttiva di questo nuovo format che spero ci tenga compagnia per gran parte dell'estate. Allora, detto questo, noi oggi, come vedete dall'immagine lì in alto a destra, dobbiamo provare, vedere se riusciamo ad installare Windows 95 nel 2025. Allora, utilizzeremo come sempre VirtualBox, questa macchina virtuale. Ovviamente userò una versione fatta da Tiny, Arbor of Tech. Trovate in descrizione di questo video tutti i link per andare a recuperare la ISO di questo sistema operativo opportunamente modificato. Io vi volevo dire una cosa: io ho già provato ieri questa distribuzione, se così la vogliamo chiamare, questo modding, che diciamo afferma di girare con pochissima RAM. Io ho fatto un hard disk virtuale da 20 giga e ho dedicato 2 giga di RAM, ma diciamo il sistema operativo è risultato quasi inutilizzabile. Quindi oggi ci riprovo insieme a voi in live, visto che si riesce tranquillamente ad installare, quindi per carità si riesce ad installare, solo che volevo dargli, che ne so, 4 giga di RAM addirittura e almeno 50 giga di hard disk nella macchina virtuale, perché con 20 giga io ho lanciato il Windows Update e questi 20 giga si sono riempiti praticamente subito, quindi è diventato illavorabile, inutilizzabile il sistema operativo. Ok? Salutiamo Michele che si è connesso e che per primo ci fa i saluti in chat, dentro la chat della live. Ok, grazie Michele di essere qui con me. Spero che non scatti la live, spero che l'audio arrivi correttamente. Cerco di parlare un po' più a bassa voce perché ho visto che i picchi di audio danno fastidio poi alla live, quindi diciamo magari può scattare un pochettino. Quindi io ho qui i VMeter che indicano
indicano i livelli, e i livelli dovrebbero essere più che sufficienti per farvi sentire quello che dico. Come sempre, prima di andare a lanciare VirtualBox, andiamo a vedere Specci, che è un programma che vi dà informazioni sull'hardware in uso. Così vedrete questa macchina che io sto usando attualmente e che useremo per fare questa installazione di Windows 95, qual è l'hardware che la compone. Allora, facciamo una bella transizione, eccoci qua. Dopo questa transizione voi vi trovate la home page di Specci, ok? Quindi questo è diciamo l'hardware della mia macchina. Come vedete il sistema operativo, come vi ho più volte detto, è un Windows 7 Professional 64 bit con Service Pack 1. E infatti parlo un po' più piano perché l'ho pure abbassato il picco, non dovrebbe andare in sovrapposizione. Ho abbassato ancora ulteriormente, sto tra verde e giallo, quindi dovrebbe andare abbastanza bene. Io cerco di parlare forte perché penso che non mi sentite, invece poi il microfono è molto sensibile e quindi quando strillo ovviamente va in saturazione l'audio. Ok, allora la CPU è un Intel Core i5 4670 3,40 GHz e adesso sta a 75 gradi che è parecchio, vabbè. La RAM sono 16 GB Dual Channel DDR3, quindi a 800 MHz, la vecchissima RAM, ok? Motherboard come sapete è una Asus AH87M Plus con socket 1150. La scheda video cambiata da poco, perché mi dice SA300? No, non è una SA300. Ah sì, vedete, sotto c'è scritto Nvidia GeForce GTX 750 Ti, che è la scheda video principale, perché quell'altra è quella on board, c'ha ragione, cioè sulla scheda madre c'è la scheda video, e invece io ci ho messo la scheda video aggiuntiva, che poi vabbè vicino a me c'è la scatola originale, eccola qua, la GeForce GTX 750 Ti, ok? E poi vabbè c'è tutto lo storage, tutti gli hard disk, ci sono le due unità ottiche, una è un lettore DVD e l'altro è un masterizzatore CD e DVD, ok? E poi vabbè c'è una scheda audio integrata su scheda madre, una Realtek High Definition Audio. Se vogliamo andare a vedere più in particolare, soprattutto la CPU ha 4 core e 4 threads, e queste sono le informazioni della CPU. Quindi non è niente di che, non è niente di super tecnologico. Questo PC ha più di 12 anni, quindi andremo ad installare questo facsimile di Windows 95 nel 2025 su una virtual machine, su questa macchina che altro non è che un Intel Core i5 4670 con 16 GB di RAM, ok? Su una scheda Asus con socket 1150, ok? Detto questo, possiamo passare a VirtualBox e quindi passiamo a vedere VirtualBox. Lì ci sono, come vedete, le macchine virtuali, alcune mi pare che le abbiamo create insieme. Aspettate che questo non... Ecco, volevo rimpicciolire questa immaginina, tanto poi dovrò cambiare la finestra perché ovviamente VirtualBox aprirà una finestra sua quando andremo ad avviare la macchina virtuale, ok? E quindi adesso andiamo a creare questa macchina virtuale cliccando su questo bottone celeste con sotto scritto nuova, ok? Dobbiamo dargli un nome e lo chiameremo Windows 95 nel 2025, ok? Mi dice dove lo vuoi salvare, io non lo salvo dentro C, ma andiamo dentro tutti gli hard disk. Come vedete sono tutti rossi questi hard disk e sono tutti 5 terabyte, 2 terabyte, terabyte a buttare, 3 terabyte, ok? Comunque lo andiamo a buttare qui e poi c'è VirtualBox Image, VirtualBox Machine e selezioniamo la cartella. Ok, devo andare a selezionare l'immagine ISO, ok? Andiamo a selezionare l'immagine ISO. Mi sembra che l'avevo messa dentro qua. No,
Basta, ricordate che l'ho messa qua, sì, ISO VirtualBox, ed eccola qui, l'immagine ISO è questa qui, ok? Quindi Windows 95, e qui già ci rendiamo conto. Ah, voi non avete visto quando ho creato la virtual. Aspetta, la rifacciamo, faccio annulla. Allora, andiamo, perché purtroppo OBS ovviamente richiede che io, quando vado ad aprire una nuova finestra, richiede che io gli vada a dire che la finestra che deve catturare non è più quella, ma è questa. Ok, bene, bene, bene. E stiamo andando. Allora rifacciamo qua. Allora, Windows 95 nel 2025. Ok, qui come vi ho detto clicchiamo su altro, andiamo su computer, andiamo qua e andiamo su VirtualBox Machine, seleziona cartella. Poi andiamo qui, andiamo a selezionare la ISO, andiamo a selezionare la ISO. Allora, la ISO sta su L, ok, e questa è la ISO, ok? Quindi qui già vediamo qua Windows 95, ok, è il nome della ISO, però qui dice versione Windows 11 64 bit. No, poi non lo riuscite a vedere? Strano, come mai? Sì, lo riuscite a vedere tranquillamente, sì sì, ok. Quindi riuscite a vedere che qui mi dice Microsoft Windows, Windows 11 64 bit, va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, aspettate che però, ok, salta l'installazione. Ok, qui nome utente ci mettiamo Win95 e anche come password Win95, Win95. Ok? E poi qua Windows 95 senza nel 2025 il nome utente, nome host, e qua va bene così, ok? E quindi questa è la ISO del Guest Add-ons, se lo vogliamo mettere mettiamolo, tanto c'è, però non so neanche se è necessario. Vabbè, comunque andiamo avanti. Allora, la memoria, io vi ho detto che io gli avevo dato 2 giga, questa volta gli diamo 4096, che sono 4 giga di RAM, ok? Quindi 4 giga di RAM e 2 CPU addirittura, diamogli addirittura 2 CPU. Avanti. Allora, 80 giga mi sembra eccessivo l'hard disk, e quindi gliene diamo, vorrei dargliene 50, ma come si fa? 50,0 si può? Sì, 500. Allora, facciamo così. 49,84. Ok, senza preallocare il file. Allora, che cosa significa questa preallocazione file? Ve l'ho spiegato più volte. Praticamente diciamo, la virtual machine può fare un disco o a fisarmonica, quello che io chiamo disco a fisarmonica, cioè che si ingrandisce man mano che voi inserite i dati all'interno, oppure lo può fare statico, quindi o dinamico o statico. In questo caso statico vuol dire che voi avrete un file da 49 giga già bello e pronto, già diciamo che occupa sempre 49 giga, mentre con la funzione dinamica, quindi a fisarmonica, questo file si ingrandirà quando andrete a scrivere i dati nell'hard disk dalla macchina virtuale, mentre si rimpicciolirà quando andrete ad eliminare dei file dalla macchina virtuale. Ok? Quindi io preferisco questo sistema a fisarmonica, perché se vengono usati solo 20 giga, voi avrete un file da soli 20 giga sul disco. Ho una premessa: io sto utilizzando tutti i dischi esterni USB 3, sia dove è la ISO del file, che è un disco a parte rispetto a quello dove sta il disco virtuale, in modo da ottimizzare il trasferimento dei dati e in modo anche da non affaticare un disco. Se voi mettete la ISO e il disco virtuale sullo stesso hard disk, a meno che non avete un SSD, io ho tutti i dischi meccanici, praticamente si rallenta parecchio il trasferimento dei dati anche durante l'installazione del sistema operativo. Questi sono tutti i consigli che io vi do
quando dovrete installare. Quindi se avete per esempio una pennetta USB 3, mettete la ISO, quella da quasi 4 giga, 2 giga, quant'è? La mettete sulla pennetta USB, e poi magari installate diciamo, il sistema operativo nella macchina virtuale, dandogli un disco magari nell'hard disk del PC stesso. Questo vale anche per chi ha dei PC un po' più datati, ok? In modo da separare l'immagine ISO dall'immagine del disco virtuale, per massimizzare il trasferimento dei dati. Ok, andiamo avanti, e questo dovrebbe essere il riepilogo della nostra diciamo macchina virtuale appena creata. Come vedete, diciamo Virtual Machine ci dice che creeremo una macchina virtuale, una VirtualBox chiamata Windows 95 nel 2025, basata su Windows 11 64 bit. Ci dà l'allocazione dei vari file ISO e del disco virtuale, il file ISO. ISO quest add-ons stanno lì, ok. E poi ci dice che la cartella della macchina sta nel disco P, e invece l'immagine ISO sta nel disco L. Ok, io faccio clic su fine, ok, e lui me l'ha creata. Andiamo a vedere, vedete? Me l'ha creata qui. Voi adesso vedete male perché l'immagine è gigantesca. Adesso la vado a rimpicciolire perché, ok, e adesso sta partendo la Virtual Machine, e andiamo su proprietà e andiamo a cambiare la macchina. Ok, bene, bene, ecco la macchina virtuale. Sono curioso di vedere se così funziona. Sì, funziona, perfetto, perfetto. Allora, siamo pronti per procedere all'installazione di questo pseudo Windows 95. Bene, bene, bene. Allora, il linguaggio ovviamente è solo in inglese, non vi aspettate, però qui noi possiamo andare a settare francese, tedesco, spagnolo, tutte le lingue, e noi ci andiamo a cercare italiano, Italia. Allora, Irish, Italian, Italy, tastiera italiana, andiamo avanti. Come vedete non ci fa scegliere granché, se non Install Now, che serve per installare. E allora noi andiamo a fare l'installazione, ok? E mi dice Setup is starting, ok? Qui mi chiede il product key, io non ce l'ho, e quindi diciamo I don't have a product key, ok? Tanto scade dopo, mi pare, o una settimana o un mese, non mi ricordo bene. Qui andiamo a settare, a dire che ho letto tutto quanto, e andiamo avanti e andiamo a settare custom install Windows only, ok? Dove lo volete installare? Sul drive 0 da 50 giga, e andiamo a dire avanti, e lui parte immediatamente con la copia dei file. Il setup ricorda molto, anche se i colori sono molto tristi, ma il setup ricorda molto l'installazione di Windows 95. Io Windows 95 l'ho installato più o meno su un migliaio di PC, poi ho installato Windows 98 su quasi 2000 PC, e poi siamo passati a Windows 2000 che l'ho installato su almeno 4000 PC. Ok, quindi ho raddoppiato sempre PC su cui andavo ad installare questi sistemi operativi. Quindi, come vedete, il fatto che l'immagine ISO risiede su un disco diverso dall'immagine disco fa sì che sia ottimizzato il trasferimento dei dati dall'immagine ISO all'hard disk virtuale, e quindi vedete che cammina parecchio, corre, già sta al 7%. Io vi volevo far vedere delle altre cose durante questo processo di installazione, ma invece magari occupo questo tempo diciamo introducendovi un po' questo, diciamo, chiamiamolo questo progetto Tini, che ho scoperto grazie a YouTube. YouTube mi ha proposto diversi video di Arbor of Tech che
pubblica un sacco, anzi vi volevo condividere, adesso vediamo se ci riesco, vediamo un po', allora lanciamo questo, poi devo andare qua, se ci riesco volentieri condivido con voi questa pagina, ok, sperando che non si rallenta nulla, condivido con voi questa pagina se ci riesco. Allora, badabam badabam badabam, io e Telegram, io e Specci. Aggiungiamo, va. Allora, aggiungi, cattura finestra, cattura la finestra, ci dovrebbe già stare opera. Allora, vediamo un po' se c'è già opera. Sì, opera. Ok. Opera, si sta ancora aprendo, Opera, ok. Noi la rimpiccioliamo questa finestra di opera e la voglio mettere, allora, come vedete io faccio tutto in tempo reale, sposto, faccio un piccio, un broglio, tutto in tempo reale. Allora, questa la mettiamo qua, dai, ok, quindi opera, adesso si sta ancora caricando. Ovviamente il PC è quello che è un po' datato, è un po' vecchio e noi ci andiamo a vedere questo sito. Ma noi ci andiamo a vedere, allora, ieri è stata pubblicata un'altra ISO, la ISO di Tini 1125H2, ok? A detta di colui che l'ha fatta, questa Tini 1125H2, questa versione dovrebbe girare con 256 MB di RAM e 4 GB di disco, però dubito che un Windows 11 possa girare con questi requisiti. Poi come vedete qui c'è un Meet the World's Smallest Windows 11, questo è Tini 11 Lite X64, pubblicato il 17 maggio 2025. Anche in questo caso richiede 256 MB di RAM e 3 GB di spazio. Mi sembra molto difficile comunque. Questa invece è l'unica versione di Windows 11 a 32 bit, quindi va bene per x86. Anche qui viene dichiarato 256 MB di RAM e 4 GB di spazio disco, con qualsiasi processore anche a 32 bit. Questa è la versione che stiamo installando noi attualmente, quindi Windows 95, tra l'altro a 64 bit, che ci tengo a precisarlo, Windows 95 non è mai uscito a 64 bit, così come Windows 11 non è mai uscito a 32 bit, ok? Quindi sono delle versioni particolari moddate per funzionare su sistemi operativi, nel caso di Windows 11 su sistemi operativi più datati, nel caso di Windows 95 su sistemi operativi più moderni, ok? Poi qui c'è un'altra versione di Tini 11 pubblicata il 16 marzo 2025, come vedete è anche questo 256 MB di RAM richiesti e 5 GB di hard disk, quindi Tini 11 sempre basato su Windows 11, e qui c'è un Windows XP 2025 Edition, questo gira su tutte le piattaforme moderne, è un sistema operativo a 64 bit, ricordiamo che ci fu solo una versione particolare di Windows XP che uscì a 64 bit, ma le versioni che abbiamo tutti quanti conosciuto di Windows XP erano tutte a 32 bit. All'epoca ancora non c'erano tantissimi processori a 64 bit, per quanto Windows XP, quello che mi fa piacere ricordare di versione, era la Media Center Edition. C'era Windows XP Media Center Edition, che era un'ottima versione di Windows XP che poteva sfruttare anche le schede video, quelle chiamate appunto Media Center,
cioè delle schede video particolari che oltre a supportare il telecomando, che all'epoca era a infrarossi, supportavano anche il decoder, che in alcune schede, mi ricordo Outpage soprattutto, avevano anche il decoder DTT, Digital Terrestrial, quindi il decoder digitale terrestre, e alcune addirittura in aggiunta al decoder analogico, quando si era nella transizione dal segnale televisivo da analogico a digitale terrestre, tutto supportato da un telecomando. Molti telecomandi avevano anche diciamo i loghi di Microsoft Windows, soprattutto Windows XP, proprio sul telecomando, per attivare la funzione Media Center Edition, che ci permetteva non solo di vedere i film DVX o MPEG contenuti negli hard disk dei PC, ma ci permetteva anche di vedere i DVD. Se noi mettevamo un dischetto DVD nel lettore DVD del PC, era anche di vedere le trasmissioni televisive laddove avevamo una delle schede sopracitate, ok, citate prima, insomma. Poi qui sotto vediamo un Windows 7 che, come abbiamo visto, io ancora adopero Windows 7, ma questo in questo caso è una versione moddata di Windows che innanzitutto richiede 512 MB di RAM e 5 GB di hard disk, ma supporta ancora oggi gli aggiornamenti di Microsoft, ok? Poi andiamo avanti, c'è anche Tiny 10, ok? Quindi questo è basato, diciamo, tra virgolette, su Windows 10, richiede 1 GB di RAM e solo 5 GB di hard disk, ok? Poi ci sono delle versioni per ARM 64 che queste non le ho trattate. Andiamo avanti, sempre più indietro nel tempo, qui siamo l'anno scorso, il 25 dicembre del 2024 veniva rilasciato questo Tiny 11 2025 Edition, 256 MB di RAM e 5 GB di hard disk richiesti. Poi, sempre andando più indietro nel tempo, il 21 agosto 2024 veniva rilasciato questo Windows 11 macOS Sequoia Edition, che richiedeva, sotto c'è scritto 256 MB RAM, però è 1 GB di RAM e 7 GB di hard disk, ok? Andiamo avanti, c'era un Tiny 11 rilasciato il 26 luglio 2024, la 24H2 LTSC, la più veloce e più meno capiente, infatti gira solo con 4 GB di hard disk e 256 MB di RAM, di Windows 11 24H2. Poi c'era un'altra versione di Windows XP, sempre 64 bit, rilasciata il 29 febbraio dell'anno scorso, quindi più di un anno fa. Le trovate tutte quante qui, su questo sito che vi ho messo in descrizione di questo, diciamo, di questo video. Poi c'è un Tiny 11 2024 Edition a 64 bit che richiede solo 256 MB di RAM e 6 GB di hard disk, però io andrei, poi li vedremo piano piano, adesso che ho imparato bene come farli partire li andremo ad installare tutti quanti. Andiamo avanti, c'è un altro Tiny 10 2024 Edition, anche questo a 64 bit e anche questo richiede 256 MB di RAM e solo 4 GB di disco fisso. Un'altra versione per ARM 64 e saltiamo subito a Tiny 11 with AI, intelligenza artificiale, e Copilot Update, richiede 8 GB di hard disk e 1 GB di RAM. Andiamo avanti, questo è Windows 11 macOS Sonoma Edition, richiede 1 GB di RAM e 6 GB di hard disk, anche 7, raccomandati 7. Tiny 11 2023, questo venne rilasciato il 16 agosto 2023, una versione di Windows 11 all'epoca, quindi parliamo appunto dell'estate di 2 anni fa, quindi del 2023, 256 MB di RAM e 2 GB di spazio, quindi il più piccolo possibile, il Windows 11 più piccolo possibile per l'epoca, ok? Quindi stiamo parlando di agosto 2023. Poi c'è un'altra versione di Windows 10, sempre 2023, questo è stato rilasciato il 4 luglio 2023, questo anche è Windows 10 che richiede 256 MB di RAM e 5 GB di hard disk, ok? Qui poi c'è Windows 11 Seamless a 64 bit,
rilasciato addirittura il 22 giugno 2023, 256 MB RAM e 5 GB di hard disk richiesti. Arriviamo addirittura all'11 giugno 2023, quando venne rilasciata questa versione di Tiny 11 che dovrebbe richiedere 256 MB di RAM e 4 GB di hard disk, quindi per i PC molto datati. E poi arriviamo a Seamless OS 7, quindi basato su Windows 7, rilasciato il 7 maggio 2023, più di 2 anni fa, con 256 MB di RAM richiesti e 4 GB di hard disk. E questo è il Seamless OS 11, quindi basato su Windows 11, 29 aprile 2023, più di 2 anni fa rilasciato, 256 MB di RAM e 4 GB di hard disk richiesti. E poi arriviamo, no, questo non è il primissimo, addirittura questo è Seamless OS 10, mentre quello sopra è il Seamless OS 11. Questo è Seamless OS 10 a 64 bit, 256 MB di RAM e 5 GB di hard disk richiesti. E poi arriviamo al primissimo rilascio, che è stato Windows 11 for 32 bit PC. Ok, quindi questo è stata, diciamo, rilasciata il 20 febbraio 2023 una versione a 32 bit di Windows 11 che richiedeva solo 256 MB di RAM e 3 GB di hard disk. Ok? Nel frattempo noi adesso ci andiamo a vedere questo, adesso lo leviamo, ok, e ci ingrandiamo questo per andare a vedere VirtualBox cosa sta facendo. Ok, come vedete permetteva di mettere in pausa e tornare indietro con le trasmissioni in diretta sui canali della TV, oltre a registrare i programmi e masterizzarli su CD. Molto vero questo che ha detto Michele Rizzardi, perché lui l'ha avuto il media center collegato alla TV in sala. Era una macchina rivoluzionaria all'epoca, perché è vero che permetteva di registrare, tra l'altro molte delle schede che io ho menzionato, le Outpage, avevano l'encoder su processore in MPEG 2, che era il formato di compressione dei DVD. Ok, quindi aveva un encoder hardware MPEG 2. Ricordiamo che all'epoca, di quando stiamo parlando, le trasmissioni venivano fatte tutte alla risoluzione 720x576, mi pare che è la risoluzione del DVD. Adesso c'è un lapsus, però più o meno quella. E quindi tu potevi registrare in tempo reale dalla TV in MPEG 2 e andare poi a masterizzare in un DVD nel formato standard DVD quello che tu avevi registrato sull'hard disk. Attenzione, perché sono cose che per l'epoca sembravano fantascienza. Non è come oggi che noi possiamo andare tranquillamente a vedere la televisione online e con un qualsiasi programma di registrazione possiamo andare a registrare tranquillamente quello che vediamo. Ce ne sono tanti di quelli che catturano il video. Allora voi non riuscite a vedere, però strano, perché c'è tutta la finestra. Allora ingrandiamola un po' di più qua. Ah sì, beh, c'è. Allora, questo è il desktop che vi compare una volta installato Windows 95 che vi ho fatto vedere. Ovviamente, come vabbè, voi non lo vedete il puntatore, mi sa, stava ancora lavorando. Allora, ok, allora adesso, come vedete, sta ancora lavorando dietro, e ha cambiato, diciamo, la barra di avvio e l'ha fatta diventare identica a quella di Windows 95 col menu Start con scritto Start e la bandierina di Windows 95. Guardate che spettacolo. Ok, adesso vediamo se ha finito. Allora, io la prima cosa che faccio è che mi sposto queste icone qui sopra, perché a me piacevano. Questo serve per configurare, è un utility che hanno messo. Questa invece la mettevo in basso qua, sì. Ok, e quindi questa è il Windows 95 nel 2025. Però che cosa vogliamo fare noi?
Allora, andiamo a vedere innanzitutto, come vedete è abbastanza lento perché sta ancora lavorando sull'hard disk, non si vede, ma io che ho la, diciamo, l'HDD LED, vedo che l'hard disk USB sta lavorando come un matto ancora, si vede che sta scaricando qualcosa perché ovviamente qui non risponde la macchina virtuale. Quindi sta lavorando. Tra l'altro, beh, voi non lo vedete perché l'ho ingrandito troppo. Ci sono anche le iconcine. Allora andiamo a vedere se qua risponde. No, no, proprio non risponde momentaneamente sta macchina virtuale. Non mi fa fare niente. Vedete? Oh, e c'è a me. Ok, perfetto. Allora, clicchiamo così. Voglio vedere se mi fa cambiare display settings. Vediamo a che risoluzione sto. Vedete però display settings va a caricare le impostazioni di Windows. Display resolution non me lo fa cambiare, va bene, non c'è problema. Ok, allora a noi va bene anche così. Io volevo andare ad eseguire il CMD, però mi pare che così. Allora vediamo se lo clicchiamo da qua. Ok, CMD. Ok, vediamo se io scrivo ver, lui mi dice Microsoft Windows versione 10.02600.1742. Se io scrivo WinVer mi apre e mi dice Windows 11. Quindi è palese che questa è una versione molto moddata di Windows 11. Ok? Detto questo, noi ci andiamo a vedere Task Manager. Il Task Manager ovviamente è quello di Windows 11, ok? E quindi mi va ad aprire il Task Manager, eh, prerogativa soprattutto di Windows 11. Io lo utilizzavo tantissimo su Windows NT Server 4.0, perché il Task Manager mi faceva vedere quali erano i processi che più andavano ad occupare la CPU. Vedete quanto tempo ci mette a caricare una cosa molto semplice come il Task Manager? Questo perché il sistema è molto molto appesantito rispetto a tanti altri che io ho installato con la Virtual Machine. Sempre su questa stessa macchina ho installato tanti Linux con la Virtual Machine. Allora questo lo possiamo togliere e andiamo a vedere come stiamo messi con le risorse. Allora la CPU, diciamo, lavoricchia, ma adesso vedete sta utilization 4, 5, 4, quindi non è un problema di CPU. Andiamo alla memoria. Noi abbiamo 4 giga di RAM. In uso, vedete, dice 1,5 giga di RAM, disponibile 2,5 giga. Quindi diciamo che la memoria occupata con 256 mega è quasi impossibile che questo sistema giri, anche perché io non ho aperto niente. Ecco, se vogliamo chiudere il prompt dei comandi, che è la cosa che occupa meno di tutto, noi andiamo a chiudere il prompt dei comandi, ma non guadagniamo niente di RAM. Ok? Andiamo a vedere qui chi è che ci occupa più memoria e andiamo a vedere che Retrobar già ci occupa 39 mega di RAM. Poi c'è il Task Manager che è lui stesso, un altri 38 mega, e poi ci sono tutti i vari altri servizi di Windows che sommati fanno quello che abbiamo visto. Ok? Allora andiamo a vedere questo software che ci viene fornito, che cosa ci permette di fare. Andiamo ad avviarlo. Lui ci dice: sei sicuro che lo vuoi eseguire? Sì, tanto siamo in una macchina virtuale, siamo abbastanza protetti, quindi possiamo tranquillamente eseguire questi programmi. Ok, allora possiamo scegliere se abilitare o disabilitare Windows Defender. Sto sulla colonna di destra. Possiamo decidere se abilitare o disabilitare gli aggiornamenti di Windows, se vogliamo abilitare solo quelli della sicurezza, abilitarli tutti o disabilitarli tutti. Possiamo abilitare la compressione, proviamo ad abilitare la compressione, ok? E questo in tempo reale dovrebbe andare a lavorare su tutti i file e li dovrebbe comprimere. Ah no, accesso negato, in questo caso perché non ho eseguito come amministratore, si vede questo comando: System Volume Information Access is Denied.
Vabbè, comunque sta lavorando e sta facendo, vedete, molti file a cui lui ha accesso, li sta comprimendo, vedete? E quindi li comprime in tempo reale, vediamo quanto ci mette. Sta comprimendo praticamente tutti i file, anche quelli usati dal sistema operativo. E quindi andando a fare questo lavoro, ovviamente lo spazio che va ad occupare sull'hard disk è molto ridotto, anche perché qui si parla sempre, vedete, 1,8 a 1, 2 a 1, quindi è quasi la metà, addirittura 1,7 a 1, 3 a 1, 3 a 1 è un terzo, diventa il file quando leggete 3 a 1, 2,7 a 1, 3,3 a 1, quindi molto spesso riesce a comprimere parecchio, e siccome sono tanti file, magari file di log, file che si riescono a comprimere parecchio, ce ne sono tanti nel sistema operativo, e con questo sistema si può tranquillamente andare a occupare molto meno spazio su hard disk, perché diciamo si vanno a comprimere uno alla volta tutti i file che sono. Questa è una funzionalità però che anche Windows ha, voi potete andare su una cartella, andare sulle proprietà avanzate di quella cartella, e andare a dire dove c'è anche la criptazione di una cartella, c'è anche la compressione della cartella, e gli dite a Windows che quella cartella la può comprimere. Però attenzione, perché io con questo sistema ho rotto più di un hard disk, perché in questo caso il file viene letto, decompresso e ricompresso in tempo reale quando viene scritto, quindi diciamo che è tutta una procedura che fa faticare molto di più l'hard disk, sia meccanici che quelli SSD, anche perché gli SSD hanno una durata, le celle che vengono lette e scritte, anche se con le ultime tecnologie gli SSD hanno una durata enorme per PNG 1 a 1, queste non possono essere compresse, quindi rimangono della dimensione che sono. Quest'altro invece che vedete qui, 2,7 a 1, è stato compresso parecchio, quasi 3 volte. Allora, questo 1 a 1, vedete, poi questo è ineseguibile, ci mette, in questo caso sta lavorando parecchio le due CPU virtuali che io ho virtualizzato, perché se io vado a vedere nel mio PC, delle 4 che io ho, quindi 8 con l'Hyper-Threading Technology, a me ne stanno lavorando solo 2, ok, perché io ne ho concesse alla virtual machine solo 2. JS su JavaScript, per tutti i file d'appoggio che utilizza Windows sono tantissimi, tra i file di cache, i file di installazione, file temporanei, sono tantissimi. Guardate quanti file solo per aver installato il sistema operativo, non c'è installato neanche un programma, si può dire, eppure dentro la cartella utenti guardate quanta roba è andata a mettere. È un sistema operativo che a mio avviso è rimasto più o meno sempre uguale a quel Windows NT Workstation che uscì, diciamo, alla fine degli anni 90. Salutiamo, vedo, ho rimesso la chat che si è collegato Luke74 Channel. Ciao Luca, benvenuto. Luca ha pubblicato un altro bellissimo video, quindi quando lui si collega, voi lo sapete, io dedico sempre un po' della mia live a diciamo, grazie Luca, grazie del like, diciamo dedico un po' della mia live a spiegare un po', a introdurre il suo canale. Luke74 Channel ha pubblicato un bellissimo video per quanto riguarda i Commodore PET, ok? Non vi voglio dire io che cos'è il Commodore PET, andate a vedere il video che lui ha pubblicato sul suo canale per sapere cosa è un Commodore PET, per sapere quando è uscito il Commodore PET, per sapere quali caratteristiche aveva il Commodore PET e soprattutto per sapere con quali computer è uscito in contemporanea il Commodore PET, quindi con quali computer se l'è battuta. Ok, finito. Completed successfully. Vedi? Drive compressed successfully. Prima di fare qualunque altra cosa io voglio andare a riavviare questa macchina. Shutdown, restart.
Vediamo quanto ci mette a riavviarsi questa macchina. Ok? VirtualBox, in atto da qualche errore, ma quello è di VirtualBox, ci interessa. Ok, comincia il caricamento, però non c'è nessuna immagine, c'è scritto soltanto VirtualBox. Ci mette qualche tempo però ad avviarsi. E a me mi piaceva di più la barra di caricamento di Windows 95. Mi pare che si possa cambiare anche quella, però è un po' complicato. Se ci riesco ve lo faccio sapere. Comunque è lento. È lento una cifra ad avviarsi, proprio lento rispetto a Unix. Pure a Commodore OS Vision è lento, È lento, lento, è lento, non c'è niente da fare. È lento, questo sistema operativo è lento. Eh, gira, il mondo gira. Hanno messo il cerchio perché il cerchio non ha mai fine, mentre vabbè, pure le barrette se si colorano, si continuano a colorare ogni volta da sinistra verso destra e poi quando sono piene si riempiono, si svuotano, si riempiono e si svuotano, praticamente pure quello è infinito. Però diciamo che una barretta che si va a riempire dovrebbe partire da 0, arrivare a 100 e quando arriva al 100% dovrebbe essere caricato il sistema operativo, però non essendo facile sapere quando tutti i servizi e tutto ciò che compone Windows è stato terminato di caricare, che cosa si sono inventati? Mettiamo queste cose in circolo in modo che in cerchio non c'ha mai fine, il cerchio è infinito. Questi puntini che stiamo vedendo durante il caricamento di Windows possono girare all'infinito perché il cerchio è infinito e quindi va bene così. Admin welcome. Chissà se si può cambiare il linguaggio. Voglio vedere se posso cambiare il linguaggio di Windows facilmente perché mi sembra che Windows 11 ci dava questa possibilità. Vediamo un po', vediamo un po'. Sta ancora caricando, a me ancora non mi ha dato il prompt. E legge tantissimo da hard disk, ragazzi, E il fatto che sia compresso non agevola la velocità di caricamento. Io ho compresso tutti i file dell'hard disk, quindi diciamo il fatto che sia compresso non velocizza il caricamento assolutamente. Oh, eccoci qua dentro Windows 95, sta caricando ancora la barra di avvio. Vedi, ho messo mostra file nascosti e qui si vede il desktop.ini file, che è l'inizializzazione del desktop di come ho messo io le icone. Sta tutto scritto dentro quei due file desktop.ini. Ok, allora io vedo che sta ancora lavorando, sta ancora caricando il sistema operativo, però volevo vedere qua se clicco qua, mi parte tipo Cortana qualcosa, ehm, change boot screen Windows 11, vediamo. No, perché perché devo perché get ma non me ne frega a me. Allora, Microsoft Store, andiamo a vedere un attimino, c'ha ragione, apps, mi voglio scaricare Chrome che qui non c'è. Allora vediamo se è utilizzabile. No, io voglio Chrome, Mozilla Firefox, io voglio Chrome, Opera, Google Chrome. Che me frega dei CCleaner, io non lo so.
perché non c'è Chrome? E non c'è nada a finire. E vabbè. E allora io mi apro Edge. Oh, perché non c'è Edge? Questo è Microsoft Store, non me ne frega niente. Io voglio lanciare Edge. Dove stanno programmi? File Explorer, System Tools, PowerShell, Control Panel, Event Viewer, questo è proprio uguale a Windows 95. Sì, ma io voglio Edge. Allora andiamo qua, guarda, bisogna andare per forza nel negozio. Andiamo nel negozio, se andiamo a scaricare Opera, che Opera pure io lo uso. Opera lo uso, quindi per me Opera. È a Natale però, installa, andiamo. Mamma mia. Vediamo se si può utilizzare questo sistema operativo, perché se no è impossibile. Allora, Opera Browser, installazione in corso. Installazione in corso, ci siamo quasi. Ci siamo quasi e lo vedo. Sto zitto perché dopo lo velocizzerò pure questo. E mamma mia, tutto questo tempo per installare un navigatore internet, una barca per navigare. Mamma mia, che è? Transatlantico? Che è Titanic? Queen of the Seas. Io chiamerei così i browser, come i nomi dei transatlantici, di queste grandissime navi da crociera. Ma, eh, gira, gira. Ci siamo quasi, bello che dice ci siamo quasi, eh. Ci siamo quasi per modo di dire. Oh, installato. E quindi vai ad aprire. No, che condividi? Chiudi. Programmi, Opera. E adesso voglio vedere però di installare, ovviamente questa è Opera, spettacolo come si apre Opera, per carità, guardate che spettacolo, però io sono affezionato anche a Google Chrome, anche se tanto Google sa tutto di noi già tramite i telefonini, quindi io voglio vedere google.com, che è il motore di ricerca, e qui gli diciamo rifiuta tutto e poi ci scrivo Chrome. Oh, browser Google Chrome. C'ha la miseria, che bordello, per. Ok, veloce, scarica Chrome. Windows 10, 11, 64 bit. Salva. Ok, download complete. Doppio clic. Ok, run. Zitto che si sta velocizzando questo sistema operativo, Questo lo chiudo, così libero RAM. E vediamo che dovrebbe partire l'installazione di Google Chrome. Ecco, inizializzazione, e vediamo quanto ci mette a installare Google Chrome. Download in corso, 5 secondi rimanenti, 4, 3, 2, 1, completato. Ok, download completato.
installazione, vai vai, installazione, installazione, non c'è niente da fare, installazione. Ci vuole, è bello che sto installando solo un navigatore internet, non è che sto a fare chissà che. Ma mentre questo installa, domanda, posso lanciare Opera? Ma questo lo posso iconificare, no? Si rallenta tutto e non mi permette di fare nulla. Niente. Diciamo che non è proprio utilizzabile questo sistema operativo, eh. Oh, chiudiamo questo. New tab. Ok. Change. Boot screen Windows 11. Rifiuta tutto. To change the boot screen, speciali the boot logo, you can use a third party tool like HBGRT. HBGRT. Vediamo un po'. HBGRT. Ok, me lo apre. Addirittura non c'è WinRAR, ma me lo apre lo stesso. HBGRT. Vediamo che fa, Run. Vedete la schermatina anche di Windows 95. C cancel, vabbè, ho capito. Non so neanche se è UEFI o se non è UEFI, vabbè, senza che incasino questa installazione. Va bene, va bene. Allora chiudiamo, andiamo che voglio andare a togliere questa visualizzazione di file e cartelle nascosti. Allora, questo tac e me l'ha levato. Come vedete qui è tutto fatto che ricorda parecchio Windows 95, Allora, vediamo youtube.com, vediamo su un'installazione pulita che cosa mi fa vedere su YouTube. Reject all. Che cerco? Voglio provare a cercare Jova Live Love. C'è sta il mio video, andatevelo a vedere, Jova Live Love. Eccolo qui, ha avuto solo 21 visualizzazioni. E se ci metto Beehive Atlantico Roma, andiamo a vedere, eccolo qui. Questo anche andatelo a vedere, solo 38 visualizzazioni. Andatevelo a vedere il concerto dei Beehive Reunion all'Atlantico Live. Ok, andatevelo a vedere perché è interessante. Invece voglio vedere se metto 80 mixage, dovrebbe far vedere praticamente le mie 80 mixage. No, assolutamente le 80. Se invece le metto tra virgolette, sì,
80 mixage, no, eccole, queste sono le mie 80 mixage, queste no, però queste sì, vedete? 80 mixage, ne sto pubblicando tantissime. Oh, se scrivo Festival Bar compilations, vediamo un po'. Festival Bar, non compaiono le mie, vabbè, peccato, niente. No, perché poi quando stai troppo sotto è inutile che ci stai. Fa niente, fa niente. Festival Bar Compilation, vi andate a cercare Renato De Vita, Renato De Vita, andate nel mio canale, ok, risulta ovviamente adesso online, andate sui podcast e qui vi trovate le compilation del Festival Bar, anzi più che play all, come ho cliccato, potete fare cliccare qui sotto e allora ve le fa vedere tutte quante qui, eccole, tutte le compilation che io ho pubblicato. Beh, diciamo che funziona abbastanza bene, diciamo che più si va avanti e io adesso lo volevo lasciare, allora proviamo un'altra volta a fare il riavvio, restart, voglio vedere quanto ci mette adesso a fare il riavvio e poi voglio vedere un'altra cosa, l'ultima cosa, Festival Bar, vedete? Allora, vediamo quanto ci mette ad avviarsi adesso. VirtualBox. È sempre lento, devo dire la verità, voi non lo vedete, ma sta leggendo, cioè la macchina virtuale sta già caricando il sistema operativo, ma è estremamente lento, c'è niente da fare. Mamma mia. Andiamo a vedere quanto spazio disco ho occupato, senza andare ad aprire nessun'altra applicazione, voglio vedere quanta RAM richiede. Questa fase di avvio è ancora prima del sistema operativo, quindi pensate quanto è lento in avvio, cioè è veramente quasi, cioè non conviene riavviarlo, conviene ovviamente metterlo in sospensione, ok, o in ibernazione. Sospensione significa che tutto viene copiato nella RAM, però se va via la corrente parte l'Iberfile, cioè va a leggere il file di ibernazione. Se invece lo mettete in ibernazione viene fatto un file su hard disk e quando lo andrete a riaccendere il PC verrà letto quel file che è liberfile.sys che ha dentro tutte le informazioni sulle finestre che avevate aperte sul desktop e i programmi che stavate utilizzando. Ok? Quindi la differenza tra sospensione e ibernazione è che sospensione viene scritto tutto quanto nelle RAM ed è volatile, se va via la corrente lui va a leggere il file che poi viene creato lo stesso di ibernazione, mentre se lo mettete in ibernazione viene scritto il file e diciamo il PC va a leggere da quel file lo stato del sistema, quindi sull'hard disk e quindi è più diciamo duraturo nel tempo perché quel file rimane anche in caso che manca la corrente. Ok, ne ho approfittato per dirvi anche un'altra cosa riguardo sospensione e ibernazione, la differenza durante l'avvio di questo sistema operativo Windows 95 nel 2025. Ok, niente, è lentissimissimo in avvio, è lentissimissimo in avvio. Please wait. Ah, volevo vedere l'ultimissima cosa prima di salutarci che era il linguaggio. Volevo vedere language che dovrebbe stare nei settaggi. Ok, qui scrive admin welcome, però ancora non mi dà la possibilità di lavorare, ok, il che mi lascia molto perplesso sull'utilizzo di questa macchina, anche di questo sistema operativo anche su una macchina virtuale. Mi lascia molto perplesso, non lo so, non lo so se utilizzerei questa macchina
questo sistema operativo, questa macchina virtuale, io ovviamente la vado a cancellare perché mi occupa un sacco di spazio e spazio così non conviene lasciarlo occupato. Ok? Oh, vai, vai, vai! Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Eh sì, gli short di Luke 74 fanno ridere, sì, è vero. Molto comici e infatti fanno parecchie visualizzazioni. Allora, ancora non ha caricato la barra di avvio, dalla quale io voglio andare a vedere se posso cambiare il linguaggio di Windows. Andiamo a vedere. Niente, ancora non ha caricato perché quella è una barra aggiuntiva Windows 95 Like, quindi stile Windows 95, che viene caricata dopo il sistema operativo e dopo tutto. Eccola qui, caricata. Però è tutto estremamente ancora lento perché sta finendo di caricare tutto l'altro resto. Settings, andiamo a vedere su settings se c'è dentro language, ecco la rotellina delle impostazioni, language, system, accessibility, no, forse dentro system, sound, focus, storage, multitasking, no. Allora, chiudiamo, vediamo un po' cosa scrivo. Language settings, Windows language, solo United States. Vediamo se riesco a scaricare. Allora, aspettiamo che carica Google Chrome. Mannaggia la miseria, è una cosa incredibile. No, è inutilizzabile questo sistema operativo perché a me deve rispondere, cioè io pure che il mio PC è vecchio, con Windows 7 a me risponde pure, ma poi soprattutto con Linux, io ho installato tante volte, andate a vedere anche gli altri installiamo insieme, ho installato tante volte anche Linux e non è così lento, porca la miseria. Allora, Italian Language Windows 11. Allora, select language, add language. Ah, vedi, nei settaggi c'è dove sta add language settings, add language. Allora, download language pack, vediamo un po'. No, speech no, però il linguaggio sì. Language pack pending. Vediamo un po'. Italian Italy language pack. Download. Perché pending? Ma che sta qua? Italian Italy. Così lo traduciamo tutto in italiano facilmente, anche se poi questo andrebbe attivato, vabbè, lo sappiamo che dopo una settimana o un mese, non mi ricordo, scade. E quindi, infatti, se noi andiamo dentro system, però mo non ci posso andare perché sto facendo questo, pending, niente. Se vado dentro system
vedi, activate now, mi dice che questo scadrà. Controlla se il tuo Windows è attivato o non è attivato. No, 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 no. Not active. No, no, no. Allora, time and language. Language and region. Pending, vedete? Forse perché va registrato prima di poter scaricare questo language pack. E vabbè. Comunque si può fare, si può fare. Allora, chiudiamo tutto. Allora, volevo vedere, anche andando qui, personalize, mi apre sempre questo. Voglio vedere, giovane, mamma mia. No, comunque non è utilizzabile così. No, non mi ha soddisfatto, devo dire la verità. Non mi ha soddisfatto assolutamente. No, no. Display settings. Non mi ha soddisfatto perché è troppo lento. Multiple displays. 1024 per 768. Grafica. Macchina ottimizza per i giochi, sì. Vabbè. Allora. Niente. Va bene ragazzi, allora io direi che non mi ha soddisfatto a me tanto sto sistema operativo, è un Windows 11 rimoddato per far sembrare che fosse Windows 95 e non so, non mi ha soddisfatto appieno, no, assolutamente no. Vedete la versione Windows 11 Pro 24H2 29/11/2024, installata oggi. Non lo so, non mi ha soddisfatto in pieno. Ditemi la vostra nei commenti. Non lo so. Ok, vado a spegnere questa macchina così ci salutiamo. Shutdown. Shutting down. Aspetto che si spegne la macchina prima di salutarci in studio. Ok, si è spenta la macchina. Allora, niente, grazie di essere stati qui con me. Questa live è durata 2 ore e 11 minuti, ovviamente la restringerò, farò un video di 30 minuti, appena YouTube mi darà la possibilità di scaricare questa live. E niente, grazie di essere stati qui con me, vedremo domani di fare una live molto più compatta per Windows XP. E niente, ci vediamo alla prossima live. Grazie mille a tutti, 2 ore è troppo per una live, quindi questa sarà una unica di 2 ore e mezza, 2 ore e un quarto, non ce ne saranno più così lunghe. Grazie a tutti di essere stati qui con me, sigletta finale del 2024, Reni Retro, questo, ok, ciao a tutti e grazie, buon pomeriggio, sono le ore 13:35 di questo lunedì 9 giugno 2025. Un saluto a tutti, ciao!